Dove si trova la linea di confine fra un evento di portata eccezionale e la resistenza di un'opera che avrebbe dovuto difendere un porto ed una città? È questo l'interrogativo a cui darà risposta l'inchiesta per crollo colposo e attività colpose che creano pericolo di naufragio, aperta dalla Procura di Genova a seguito della mareggiata di fine ottobre. Osservata speciale, sebbene il fascicolo riguardi anche Santa Margherita, la diga di Rapallo, oggetto di lavori di rinforzo dopo i danni della mareggiata del 2000. Pur essendosi trattato di un evento di straordinaria ed eccezionale gravità, diciamo, naturale, sicuramente qualche approfondimento e la necessità di accertamenti sul perché in particolare a Rapallo abbia ceduto, mettendo anche con questo a repentaglio molte vite. Per fortuna nessuno ha avuto dei danni sotto questo profilo particolare. È un'opera che era stata rifatta pochi anni prima e quindi bisogna trovare il limite, diciamo, di equilibrio tra quello che è un evento naturale e una capacità di resistenza che devono comunque avere le infrastrutture fondamentali come quella in questione a Rapallo. I danni sono stati molto ingenti sia a Rapallo che a Santa Margherita, ma i risvolti di maggiore pericolo sono stati quelli causati dal cedimento della diga di Rapallo. Non ci dimentichiamo che a Rapallo, se non ci fossero stati appunto gli uomini, i marinai e anche i vigili del fuoco, che ancora una volta sento di ringraziare dal profondo del cuore, non ci fossero stati quei 7 sommozzatori dei vigili del fuoco, sarebbero sicuramente perite tra le acque oltre 20 persone. L'inchiesta è in mano al PM Walter Cotugno. Sono stati nominati i tecnici che stanno svolgendo tutte le verifiche, anche con l'acquisizione della documentazione relativa agli ultimi lavori effettuati. Procedimento in fase, diciamo, di accertamento preliminare, di approfondimento preliminare, il che non vuol dire che poi ci sarà un procedimento penale. Questa è una fase, diciamo, proprio preliminare, come si dice in termini giudiziari.